Buongiorno a tutti, o meglio Mandi e Dulcius, sono Alberta Pettoello, rettore del Convito Nazionale Paolo Diacono, e qui oggi ho il piacere di avere insieme con me un amico, oltre che ovviamente un rappresentante importante della nostra cultura, non solo nella nostra regione ma nel mondo, Loris Basso, presidente di Ente Friuli nel Mondo. E perché siamo qui oggi? Perché ancora una volta si rinnova il piacere di poter annunciare che una nuova edizione del progetto Studiare in Friuli parte, la 22esima per la precisione, vero Loris? Buongiorno Rettore, Mandi a Doci Furtas, che sono collegas sicuramente che a voi di conosci queste nuove iniziative. Sì, io devo ringraziare il Rettore Alberta Pettoello, ma devo ringraziare tutto il suo staff, ma anche per questa grande collaborazione che il Convito Paolo Diacono mette a disposizione per tutti i figli degli emigrati del secolo scorso. Oggi pensare all'Ente Friuli nel Mondo non vuol dire solamente pensare alla diaspora che ha caratterizzato il secolo scorso, come dicevo, ma oggi sempre di più Ente Friuli nel Mondo è chiamato a coinvolgere i figli, i giovani figli degli emigrati, di questi emigrati, e quindi sempre di più ci stiamo avvalendo di queste grandi collaborazioni nei progetti, fra cui ovviamente il Convito Paolo Diacono è un protagonista. Ma certamente ormai sono appunto 21 anni che questo progetto va avanti insieme, portato ovviamente grazie anche a delle importanti presenze della regione, oltre alla regione Friuli Venezia Giulia. Tra gli sponsor abbiamo Fondazione Friuli, Civibank, il comune di Cividale del Friuli, senza i quali appunto questo progetto non si potrebbe ovviamente sviluppare. E in realtà poi è un progetto che si rinnova e si è rinnovato a partire da prodigiosi inizi. In fondo più di 500 ragazzi da tutto il mondo sono arrivati in Friuli e hanno potuto studiare chi 6 mesi, chi un anno intero, e anche approfondendo quello che era ed è il legame con la loro terra natia. Ma quello che si sta sviluppando adesso è qualcosa sicuramente di nuovo, e credo che Loris potrai essere d'accordo se dico che in fondo è un modo per ricominciare a fare rete, ricominciare a mettere in azione un circuito virtuoso che dalle radici porti fuori e da fuori porti di nuovo alle radici. Sicuramente. Oggi questo progetto in particolare tende ad offrire agli studenti partecipanti opportunità formativa, interculturale, ma soprattutto un'opportunità di apprendimento della lingua italiana e friulana. Io ho avuto la possibilità pochi mesi fa di fare un bel giro in Argentina, e soprattutto in Argentina del Sud, verso la Patagonia, dove anche diversi altri ragazzi sono giunti qua in Friuli. Come ricordavi tu, oltre 500 sono i ragazzi soprattutto dell'America Latina, ma non solo, che hanno potuto partecipare e quindi mantenere vivi questi rapporti con gli emigrati, ma soprattutto capire, condividere quanto i loro nonni gli hanno raccontato della loro terra. Quindi questa è un'opportunità magnifica che il Convito dà, non solamente, come dicevo, di sviluppare questa opportunità formativa, ma anche di visitare la terra d'origine dei loro abiti. Sì, perché si tratta proprio di andare a riconnettersi con quello che è proprio un senso identitario, che è Friuli, che è Italia, che è un modo di concepire la società e il mondo, dove appunto il senso di comunità è fortissimo ed è quello che ha garantito il successo dei nostri friulani in tutto il mondo. E questo bando ha la peculiarità di rivolgersi proprio a tutti i discendenti dei friulani, appunto non solo nell'America del Sud, dove abbiamo in maniera privilegiata dei contatti, e io stessa sono stata veramente onorata quest'estate scorsa, e questa targa dietro di me lo ricorda. Sono stata invitata per festeggiare i 20 anni della fondazione di questo grande progetto, e ovviamente ho onorato quello che Oldino Cernoia, il rettore che ha dato l'avvio a questo, e altri importanti rappresentanti regionali delle istituzioni anche governative hanno proprio dato come spunto per partire in un'avventura che in qualche modo era pionieristica e che adesso è diventata una realtà molto forte, conosciuta,
e che, come dire, anche proprio per questo fatto, io stessa quando adesso vado a sviluppare alcune attività dedicate a questi ragazzi, perché diamo loro possibilità, come dicevi tu Loris, di conoscere diversi aspetti del nostro Friuli, non solo appunto dal punto di vista economico, ma sociale, culturale, con visite a realtà culturali e imprenditoriali dedicate, ecco che troviamo subito accoglienza. Ah, ma voi siete quelli di studiare in Friuli. Quindi vuol dire che questo, possiamo dire, è diventato un brand di successo, di formazione di successo qualificata. E tra l'altro anche si è aperto ad nuove istanze, perché complice anche il Covid, che abbiamo ai noi passato, attraversato anche con studiare in Friuli. Addirittura un anno abbiamo dovuto sospendere, ma poi abbiamo ripreso grazie anche alle tecnologie, per cui il progetto si è anche rinnovato attraverso quelle che sono le trasformazioni necessarie della nostra società, per cui questi ragazzi sono chiamati anche ad acquisire delle competenze nuove, competenze sociali, di comunicazione, competenze che li vedono agire anche digitalmente e che ci permettono poi di rimanere in contatto con loro. E altro, oltre a questo, ovviamente, parlavi prima della lingua italiana e io dico che l'aspetto linguistico è proprio importante. Vale a dire, questi ragazzi che arriveranno, che sono arrivati, devono già dimostrare di avere un buon livello di italiano di base, ma andranno a conseguire una certificazione durante quest'anno che potranno poi spendere lavorativamente parlando e anche negli studi futuri. D'altra parte però ritengo sia fondamentale per loro anche approfondire una dimensione linguistica, quella del friulano, perché questi ragazzi, è quello che abbiamo notato nell'ultimo periodo, arrivano e conoscono molto bene già i luoghi d'origine, si sono fatti narrare tutto dai loro nonni, dai loro prozii, ma quello che magari gli manca è mettere insieme questa visione quasi mitizzata che proviene da racconti dei loro progenitori insieme con la realtà dei fatti, cioè li portiamo nei luoghi, vediamo come questi paesi sono cambiati, come stanno rispondendo alle nuove istanze della società e quindi ecco che rimettiamo in circuito passato e presente per un rinnovato futuro, magari anche creando le basi per dei rapporti che potranno essere consolidati una volta che loro diventeranno ancora più adulti. E tra l'altro è quello che stiamo anche vedendo noi, vero, ultimamente è arrivata una delegazione, no, dall'Argentina, vero Loris, che ha portato qui rappresentanti appunto dell'imprenditoria, delle scuole, eccetera, e voi li avete messi ovviamente in contatto con delle realtà virtuose della nostra regione. Ma questo è uno dei motivi o della mission dell'Ente Friuli. Come dicevo prima, collegarsi con le giovani generazioni, perché è importante fare riscoprire e vedere con la realtà oggi di quello che si sono sentiti raccontare. E le cose più belle che mi ricordano anche della visita che ho fatto è queste testimonianze, come dicevi tu Alberta. Veramente sono orgogliosi di poter venire in Friuli, di rappresentare la loro storia. In modo particolare ho risalutato Edoardo Cleva, che è stato un vostro ospite, che certo. addirittura la formazione che voi gli avete fatto, lo stimolo a farlo diventare anche presidente, fondare un Fogolar Furlan, ovviamente a Apóstoles, nella provincia di Misiones, sono diventati anche presidenti, quindi di nuovo ambasciatori di questa cultura, di questo progetto e quindi testimonial di questo. E questo quindi è un appello che vorrei fare veramente a tutti i Fogolars. Noi cercheremo ovviamente di mantenere questi contatti, di collaborare come abbiamo collaborato da oltre 20 anni, addirittura quest'anno l'Ente Friuli nel Mondo compierà 70 anni di fondazione. Dal 1953 questo ente mantiene questi rapporti per conto ragione di tutti gli emigrati. E quindi l'appello che vorrei dare a tutti i Fogolars è quello di candidare i loro giovani aderenti dicendo che saranno prese in considerazione
di tutte le parti, io Sì, direi a questo punto del mondo, perché è un bando certo, completamente aperto, e sì. quindi candidatevi. Il nostro obiettivo è quello ovviamente di cercare di rappresentare, di far rappresentare tutte le parti del mondo, ovviamente con occhio di riguardo all'America Latina, perché da sempre ha caratterizzato questo progetto, però siamo aperti a prendere sicuramente il convitto, e la Commissione è aperta a prendere in considerazione tutte le candidature. La commissione costituita da esperti, presieduta dalla sottoscritta, ovviamente andrà a lavorare al termine di questa finestra in cui si possono mandare le domande. Adesso un po' di dati pratici. La domanda si è aperta appunto alla vigilia di Natale, ci sarà tempo fino al 23 gennaio alle ore 20 del nostro fuso orario per inviare le domande. Naturalmente, ragazzi, vi prego, mandate video, lettere di presentazione, ove possibile, veramente prestate attenzione a quello che c'è scritto nel bando, un'autocertificazione con la media dei vostri voti, dove non è possibile mandare subito i documenti della scuola. Poi ovviamente una volta che sareste stati individuati come vincitori, ecco che allora ci sarà il tempo per perfezionare l'invio della documentazione. Ma intanto mandate il prima possibile il video di presentazione, una lettera, anche la lettera proprio da parte del Fogolar, mandate anche un'autocertificazione circa il livello di lingua, poi andremo a capire bene ed esattamente poi in maniera molto seria verrà stilata una graduatoria. Al momento sono previste una ventina di borse, 20 borse in realtà per la precisione, ma normalmente c'è la disponibilità sia di borse di un anno o di un semestre, proprio per andare, diciamo così, insieme, d'accordo con quelli che sono i sistemi scolastici nel mondo, per effetto di trovarsi in un emisfero o nell'altro. In ogni caso, se avete bisogno di informazioni, vi prego di scrivere a giorgio.cromaz@cnpd.it, oppure in seconda battuta al rettore, rettore@cnpd.it, ma il mio secondo collaboratore Giorgio Cromaz, che ha preso il posto di una persona che è conosciuta da tantissimi nel mondo, che si chiama Giancarlo Scoini, è andato in pensione alla fine di una lunga e meritata carriera. Perciò adesso Giorgio sicuramente sarà a disposizione per qualsiasi risposta. Ovviamente sentitevi a casa, noi vi aspettiamo, vi aspetta Ente Friuli nel Mondo, vi aspetta questo vostro già conosciuto Friuli e vi aspetta anche il Convitto Nazionale Paolo Diacono in quel di Cividale. I miei migliori auguri di une buone fine, un buon principi, come si dice a Furlan, e arrivederci a tutti e grazie Loris Basso come sempre. Grazie di nuovo, sicuramente anche gli uffici dell'Ente Friuli nel Mondo sono a disposizione nei soliti contatti che voi avete, c'è Cristian, Vera, Francesca, che sono a disposizione per qualsiasi aiuto per comprendere meglio questo bando, e noi continueremo a mantenere questi rapporti col Convitto Paolo Diacono, con tutti i suoi collaboratori, e sicuramente anche da parte mia soprattutto un buon anno in salute, in pace, e non via di l'ora di tornare a Chattaus e magari di fare qualche ziar a Chattà, come che si sta slampassata, non c'è delle partite dall'Udinese, la partita da Gesteco, quindi vi di lì che sono anche i vostri beniamins, i vostri argentini che sono venuti a praticare il loro lavoro, trasporto, quindi saranno tantissime occasioni che oltre di studiare saranno di conoscere il nostro di Friuli. Mandi e buon anno a tutti. Mandi e arrivi Odissi. Mandi. Mamma.